È un dato curioso ma reale. I peti della tua dolce metà ti allungano la vita. L'unica cosa che dovresti fare è odorarli. C'hai mai sa mettere a dure i vita di mugliere, ma... Secondo una ricerca dell'Università di Exeter, l'odore di flatulenza, che tanto disprezziamo, sembra conferisca non pochi benefici per la salute. Sì, ma scusate, ma sta ricerca nell'Università di Exeter come si svolgeva? E studenti si facevano i video in faccia e roba si sentivano meglio. Il segreto è nell'acido solfidrico. Dietro quel brutto odore si nascondono anche grandi benefici per la salute. Aspetta un attimo, c'è una cosa a mia sorella. Mariangela! Ma tieni ancora l'emicrania! E vieni a casa che ti faccio un i piedi in capo e ti faccio sparagnare pure l'aspirina! Secondo questa ricerca, questo elemento inciderebbe in maniera positiva su diabete, ictus, problemi cardiovascolari e demenza. Pronto nonno? Stasera vengo a cenare a casa tua. Fammi trovare un bello piatto di pasta e fagiolo che ho mangiato e ti faccio nuovo. Quindi la prossima volta che la tua dolce metà fa una puzzetta, già sai cosa fare. Oh, hai già sto pronto con pippotta tipo cocaina. Se tenta di nasconderlo, abbraccialo, bacialo e ringrazialo. Amore, hai visto che quando faccio i piedi mi ha ringraziato? Sta migliorando la tua salute. Hai visto, dice che sto migliorando la salute. Quindi a San Valentino posso ti regalare tube e pace perugine, ti regalo un bello tube e pirata. E tira un coppo tira. E sei tutto salute.